È chiaro che i favori del pronostico sono totalmente per Verona. La stampa di Padova parla di un pronostico chiuso. Quindi, ovviamente consapevole che Padova ha bisogno di una grandissima partita per portare a casa punti questa sera. Via il match, si parte con Rana Verona contro Sonepar Padova. Christensen verso Mosic, gran salvataggio di Diez, e poi il muro però di Verona, il muro a 3 in questo primo set. Vitelli con la variazione forte, non se l'aspettava Padova, altro errore e altro punto per Verona. Ora lo chiude, se insomma metterà giù un altro punto a braccia alzate. Vitelli, e veramente tanta confusione per Padova, non si intendono i giocatori, con Vitelli pronto a servire. Va Marco Vitelli con un servizio lungo, primo punto per Padova. Assente per infortunio anche D'Amico, sul mercato è stato rimpiazzato da Stafforini in questo frangente della stagione. L'attacco intanto di Gardini, deve lottare Verona, di fatto regala un pallone però, poi il muro di Christensen che se la gode con Mosic. Punto numero 2 per Verona, il primo muro del match anche per Micah Christensen. Forte Held sulla rete, meno 2, pardon, più 4 per Verona. Punto veramente liberato dalla panchina quasi, è stato questo un po' la sua mimica del corpo. C'è un tocco intanto di rete, forse un'invasione da parte, per fare di nuovo spazio ad Darlan. Polo su Christensen ed Elkovic, il muro è lungo, il punto di Verona, e ora sì che Verona è sul 2-0, 25-21, si cambia campo con Verona avanti nel punteggio. Primo set, il servizio di Darlan sempre molto importante. Ora si entra nel terzo set con il primo pallone mosso da Padova, con il servizio subito importante di Held, ma poi Christensen all'indietro verso Mosic. Glatz verso Orioli, pardon, verso Gardini, l'attacco ora di Masulovic e poi arriva Darlan, muro a 3 di Padova in. Glatz in ricezione, se la cava bene Christensen, apparecchia per la mette di là Christensen. Held con una mano, Todorovic, non ne viene fuori un buon attacco per Padova, meglio questo in costruzione. Gran salvataggio con una mano di Glatz, l'attacco di Mosic, il muro di Padova, la palla che non cade, però di fatto viene mandata dall'altra parte al quarto tocco dopo la carambola. 23 pari. Polo, Glatz ancora molto bene in ricezione, attacco di Mosic, un match point per Verona. Planinsic, che ha toccato pochissimi palloni in questo match, vediamo. In ricezione con una mano Todorovic, la palla carambola, poi il regalo di Padova, però Verona non conclude. Todorovic, Masulovic, muro di Verona, vince Verona 3-0, chiude.